Centri e servizi per anziani, RSA, nel veneziano in modo particolare. Difficoltà, criticità legate soprattutto a che cosa? Sì, ai costi che questi centri cominciano ad avere, o meglio, ci sono sempre stati dei costi abbastanza alti, ma oggi è diventato sempre più complicato per una persona anziana coprire i costi. Un pensionato del veneziano oggi solo il 20% riesce ad accedere solo se ha un'impegnativa di residenzialità, se gli è concessa un'impegnativa di residenzialità, altrimenti caliamo paurosamente al 3%. Noi chiediamo che venga aumentato il numero delle impegnative e soprattutto elevato l'importo delle impegnative, perché ci rendiamo conto anche che questo può generare anche un'erogazione di servizi più qualificati. Sia per le strutture pubbliche che per le private c'è lo stesso problema. Sì, diciamo che le strutture pubbliche sono gravate anche da una tassazione maggiore, perché il paradosso del nostro paese è che il pubblico viene particolarmente penalizzato anche dal punto di vista dell'impegno fiscale che le strutture private invece non hanno. E quindi è un tema generalizzato, ma ha anche, diciamo, questa variabile che tant'è che molte strutture pubbliche tendono a privatizzarsi proprio per uscire da questo meccanismo, insomma. Perché questi costi superiori proprio nel territorio veneziano, che peraltro comprende due USL, la 3 e la 4? Adesso è un po' complicato, adesso teniamo presente che c'è una dinamica regionale dei costi, dipende anche molto dal numero di ospiti presenti nella struttura, dal personale occupato, perché ci sono dei standard previsti dalla regione che vincolano le strutture ad avere quel livello di prestazione, ma se tu alzi o abbassi la soglia delle prestazioni, alzi o abbassi i costi per quella struttura. Tutti questi dati emergono da un'indagine fatta? Allora, CGIL e CISL-UIL, cioè o meglio i sindacati dei pensionati delle 3 organizzazioni confederali, hanno fatto uno studio, è già 6-7 mesi che lo studio completo di tutta la regione Veneto è stato realizzato, che prende in esame queste cose, e adesso, diciamo anche da un certo periodo in poi, abbiamo anche avviato un percorso di confronto con la regione e con le strutture per poter affrontare questi temi. Alle regioni chiediamo in primis di aumentare il numero e l'importo delle impegnative di residenzialità.